Va ora in onda Potere al Popolo. Hai capito bene, ve la suoniamo e ve la cantiamo su Radio Libertà. Ancora il buongiorno dagli studi di via Bellerio 41 a Milano, sotto l'ufficio di Matteo Salvini ci siamo noi e ci siete voi, cari ascoltatori, più attivi che mai oggi con i messaggi al 340 6709 659, numero solo per WhatsApp, mi raccomando, perché gli SMS poi ce li pubblicano e fanno una brutta fine con queste trasmissioni che fanno una certa cosa che ti sputtanano, sì, è vero, è vero, è vero. Che come apre l'attualità? Vediamo un po' il sito del Corriere. La notizia più nuova e più importante riguarda gli stipendi pubblici, perché arriva lo stop all'aumento degli stipendi nel pubblico dopo il caso Brunetta. Saranno soltanto in 12 pezzi grossi che avranno 300.000 euro. E tutti i siti naturalmente ora sono alla caccia di questi nomi. Dopo il caso CNEL, il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo ha preparato questa circolare per bloccare sul nascere qualsiasi corsa ai rialzi nelle retribuzioni dei dirigenti pubblici, ma ci sono alcune eccezioni. Poi Zelensky che ammette le difficoltà, raid russi più intensi e va avanti la mani pulite di Kiev, è stato sospeso ministro della giustizia. Ci fermiamo, c'è il Qui Parlamento, ma attenzione, restate lì perché tra pochissimo, come facciamo spesso, arriva una canzone indipendente, il caldo d'Africa di un gruppo che si chiama Smith il Collettivo, ma poi alle 11:30 avremo con noi un sindacalista della Faisa Cisal Umbria per parlare di trasporti pubblici. Non è finita. Il Segui la Lega, strapieno di appuntamenti in questi giorni, perché poi c'è campagna elettorale, si vota in Veneto, si vota in Campania, si vota in Puglia, e poi una sorpresa, se riusciamo prima di mezzogiorno, altrimenti subito dopo, fuori programma, un reportage del collega giornalista Claudio Bernieri che si trova a Milano, in piazza San Babila. Tra piazza San Babila e Corso Vittorio Emanuele molto spesso ci sono artisti di strada, quelli che io amo e molto spesso vi propongo su queste frequenze. Bene, Claudio Bernieri ne ha intervistato uno, anzi una, in carrozzina, un artista indipendente che passa ore a cantare all'aperto in carrozzina, la sua voglia di libertà e di dire mai mulà, non bisogna mai arrendersi. L'ascolteremo intorno a mezzogiorno questa mattina per farvi capire come siamo sempre alla ricerca di qualcosa di diverso e quel qualcosa di diverso si ritrova a volte anche nella terribile e sempre più insicura città di Milano. Adesso il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente, spero intanto di abbassare i toni degli interventi e fare un po' di chiarezza, perché non penso sia corretto, quando si parlano di tematiche così importanti, strumentalizzare questo disegno di legge per propaganda politica, in quanto questo disegno di legge propone un intervento di grande equilibrio e di profonda responsabilità. Questo intervento normativo è volto a rafforzare l'alleanza educativa tra scuola e famiglia, nel pieno rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della libertà di insegnamento dei docenti. Purtroppo negli ultimi anni nelle scuole italiane si sono verificati degli episodi nei quali si sono svolte attività anche extracurriculari su temi sensibili come la sessualità senza un adeguato coinvolgimento delle famiglie, e questo ha generato nelle famiglie preoccupazione, smarrimento e talvolta anche un senso di esclusione da parte di quei genitori che desiderano invece essere una parte attiva e consapevole del percorso educativo dei propri figli. Il provvedimento che oggi discutiamo non introduce alcuna forma di censura né limita l'autonomia didattica, al contrario afferma un principio di trasparenza, di partecipazione e di corresponsabilità.
Si chiede semplicemente che prima di svolgere attività che trattano argomenti legati alla sfera sessuale, le famiglie vengano informate in modo chiaro, completo e tempestivo e possano esprimere un consenso scritto e consapevole. È un principio di buonsenso, di civiltà e di rispetto reciproco. Il patto educativo di corresponsabilità non è una formalità burocratica, ma è il cuore del rapporto tra scuola, studenti e genitori. E con questo intervento esso viene rafforzato, riaffermando il primato educativo della famiglia, valorizzando il ruolo della scuola e come comunità che educa, non invece come un luogo di imposizione di modelli o di visioni ideologiche. Si è fatto riferimento ai vescovi e ricordo che qualcuno qualche anno fa ha definito l'ideologia gender come un pericolo per la nostra società, come un'ideologia che cancella le diversità tra uomo e donna, quindi cancella l'umanità. Quel qualcuno era Papa Francesco e con tutto il rispetto di qualche vescovo, sinceramente noi vogliamo credere a queste parole. E poi si è sentito parlare di violenza che se non si insegna l'educazione sessuale nella scuola dell'infanzia o alle elementari, ecco, si incita alla violenza. Voglio ricordare innanzitutto che il ministro Valditara, appena si è insediato, è stato insomma colui che ha proposto un protocollo d'intesa tra il Ministero della Cultura e della Famiglia proprio per far sì che queste tematiche siano sempre più presenti nell'ambito scolastico ed è presente anche nelle linee guida. Quindi ecco, io penso che fare questo, far sì che ci sia un consenso informato sia un'iniziativa importante, perché le linee guida già includano e potenziano contenuti che riguardano le relazioni, che riguardano l'empatia e il rispetto reciproco. Invece purtroppo troppe volte si è assistito a tentativi di indottrinamento da parte di attivisti anche di sinistra che con iniziative promosse senza il necessario consenso delle famiglie poi purtroppo hanno avuto il risultato quello di confondere i nostri bambini e i nostri ragazzi. La Lega ritiene che la scuola non debba essere terreno di scontro politico, ma un luogo di formazione equilibrata, fondata su valori condivisi e sul dialogo tra istituzioni e genitori. Ecco, l'articolo 1 del disegno di legge disciplina in modo puntuale il consenso informato, stabilendo la partecipazione alle attività curriculari o extracurriculari su temi riguardanti la sessualità e richiede l'assenso preventivo delle famiglie o degli studenti maggiorenni. Ecco, questa è una scelta di trasparenza che consente di conoscere i contenuti, i materiali didattici e gli eventuali esperti coinvolti. Mentre invece l'articolo 2 interviene sul tema del coinvolgimento dei soggetti esterni, introducendo criteri di selezione basati su competenza, che era quello che poi dicevano i colleghi, su criteri di professionalità e coerenza educativa. È un modo per tutelare la qualità della formazione e proteggere gli studenti da possibili interferenze di soggetti privi di titoli o mossi da intenti ideologici. Infine l'articolo 3 sancisce la clausola di invarianza finanziaria che si basa sulla riorganizzazione delle risorse già disponibili. Ecco, questo disegno di legge non chiude la scuola ma la apre al dialogo con le famiglie, non impone divieti ma costruisce fiducia, non restringe la libertà ma la rende condivisa e consapevole. E con questa norma la Lega ed il Governo riaffermano che educare non significa sostituirsi ai genitori, ma camminare al loro fianco, nella convinzione che la scuola e la famiglia insieme rappresentino il primo e più solido presidio educativo del Paese. Qui Parlamento. Troppi inverni passati in riva al mare,
con le mani in tasca puoi solo guardare, albe e tramonti passare e non tornare più, troppi sospiri mandati giù, tu che di pazienza non ne hai mai avuta, adesso che vuoi mantieni la calma in silenzio. E allora dimmi se ne è valsa la pena d'aspettare il caldo, l'Africa sulla tua pelle che non ha sciolto il gelo. E allora dimmi come stai stasera, tutti ti vedono ridere e non si accorgono delle tue lacrime confuse nella pioggia. E allora dimmi che ne è valsa la pena d'aspettare il caldo d'Africa sulla tua pelle che ora ha sciolto il gelo. Mentre giochi a scacchi coi miei pensieri, resta ferma e convincimi a restare. Guardami, scatto una foto ai tuoi demoni vestiti d'alfieri. Ma tu giri l'angolo e te ne sbatti, lasciami sola che non mi consola la tua ombra tra le lenzuola. E allora dimmi se ne è valsa la pena d'aspettare il caldo d'Africa sulla tua pelle che non ha sciolto il gelo. E allora dimmi dove vai stasera, tutti ti credono vedere e non si accorgono della tua anima segnata dalla pioggia. E allora dimmi che ne è valsa la pena d'aspettare il caldo d'Africa sulla tua pelle che ora ha sciolto il gelo. Allora dimmi a quanti passi il vento ha dato la sua spinta. Allora dimmi questa notte cosa dirà di noi domani. Allora dimmi che ne è valsa la pena d'aspettare il caldo d'Africa sulla tua pelle che ora ha sciolto il gelo. Roba buona, roba sana, questo caldo d'Africa per Smiths, il collettivo, così si fanno chiamare questi artisti con a capo il progetto di Chiara Angeletti. Ciao Chiara! Ciao, buongiorno Sammy, un saluto a tutti gli amici di Radio Libertà. Piacere di trovarti. Oh, è interessante questo pezzo Caldo d'Africa e a parte che è anche azzeccato perché l'estate di San Martino in questi giorni dà un clima molto particolare ad alcune zone d'Italia, ma il pezzo rende in radio, lo stavo sentendo in cuffia, pompa bene, senza stancare, non annoia, e questa è la cosa più importante perché sai bene che ormai gli ascoltatori anche della radio, se sentono qualcosa che li disturba o che li annoia, dopo 30 secondi cambiano canale. È importantissimo, quindi trovare il giusto cocktail musicale per farli restare lì. Il tuo progetto è quello di Smiths, il collettivo. Tu sei autrice e compositrice, ma insieme
a un tipino da nulla come Francesco Di Cicco, musicista, Esatto. polistrumentista, arrangiatore, compositore e produttore, e con lui stai facendo cose molto molto interessanti, è vero Chiara? Esatto, con l'incontro con Francesco diciamo che è stata la chiave di volta per presentare questo progetto e portare a conoscenza la musica che da sempre scrivo e compongo insieme a tanti amici coautori. E quindi è stato importante trovare questa sintonia con Francesco che ci ha permesso di tirare fuori in maniera molto sincera quello che volevamo dire, insomma, quello che volevamo comunicare con la musica. E non è facile trovare qualcuno che ti faccia, come posso chiamarlo, da motivatore, o che faccia uscire da te quello che effettivamente provi, quello che effettivamente vuoi fare. Ma riesci a spiegare qual è il rapporto che instauri con un personaggio del genere? Ripeto, che non ce ne sono tantissimi e non stiamo parlando del primo che passa, ma nello stesso tempo cosa deve fare il personaggio che ti dà una mano in un progetto musicale per far uscire veramente quella parte di te che vuoi comunicare, quel concetto che vuoi lanciare? Questo riguarda te, Chiara Angeletti, ma anche molti altri artisti che ci ascoltano, che fanno musica indipendente, che magari sono alle primissime armi o che hanno più esperienza. Molte volte, quasi sempre, dipende dalla squadra, la famosa squadra. Qual è il segreto del cocktail che la squadra ti deve formare? Qual è il tipo di rapporto che bisogna trovare, e che cosa deve far uscire da te quella persona con cui collabori? Domanda difficilissima, veramente. Chiara? Sì, effettivamente è una domanda molto difficile, però ti rispondo in maniera anche molto semplice. Il rispetto dell'artisticità è fondamentale. Quando non ci sono pressioni, quando c'è rispetto tra le persone e non c'è la voglia di prevaricare quello che è un progetto artistico, ma di valorizzarlo, allora a quel punto escono delle cose molto molto interessanti. Soprattutto per chi non è di questo mondo, ecco, del mondo della musica. Io faccio tutt'altro nella vita e quindi l'aiuto di chi sa cogliere l'aspetto più artistico e anche più intimo di quello che si scrive, che si compone, è fondamentale, nella piena libertà Certo. di esprimersi. Ogni suono che sentite, ogni accordo, ogni parola è stata scelta per rispettare quello che era il pezzo e tutti i pezzi che poi sono stati composti. E quindi io direi rispetto e libertà. Vero, 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 c'era una canzone di Rico Ruggeri che si intitola Nuovo Swing e che a un certo punto te lo racconta, come a volte vai in mano a persone che ti stravolgono completamente la tua canzone, te l'arrangiano completamente diversa, molto spesso e ci mettono cose che tu manco pensavi di mettere. Quindi bisogna avere un buon rapporto e soprattutto anche un carattere un pochino forte. Da una parte ti devi mettere a nudo davanti a quella persona che ti dà una mano per fare la canzone, e dall'altra devi mettere sul tavolo, un po' parliamo sempre di politica qua, è un po' come essere al governo, cioè devi mettere sul tavolo quelli che sono gli argomenti importanti che vuoi portare avanti in politica. Ecco, qui la stessa cosa, in maniera sicuramente molto più pulita, tra virgolette, mettere sul tavolo che cosa vuoi trasmettere nella tua canzone. E allora passo dopo passo, ora dopo ora, si forma la canzone e a volte sono momenti bellissimi di grande emozione che noi che poi sentiamo la canzone alla fine non ci rendiamo conto, ma a volte c'è un entusiasmo, un'empatia, una suggestione fortissima quando si scopre una nuova sonorità, una frase che ci sta da Dio qui, e insomma queste cosettine che la Chiara Angeletti
ha provato certamente cantando Caldo d'Africa, la nuova canzone di Smith il Collettivo, un pezzo che racconta l'attesa, il desiderio, la ricerca di sé, amore, ma dico io non soltanto amore, forse, Chiara, cos'è che c'è dentro in questo pezzo? Guarda, non solo l'amore, io direi più le continue rinunce, le attese, il cercare il momento giusto per fare le cose, per lasciarsi andare, per cambiare la propria vita. È più questo, è più un bilancio personale, Caldo d'Africa. Ne sarà basta la pena di aspettare il Caldo d'Africa per fare, per cambiare, per essere se stessi. Questo è un po' il senso del pezzo, che spero arrivi nella sincerità della questione, insomma. Parla di questo, parla del momento giusto per fare le cose, di non procrastinare a lungo, perché poi alla fine se senti la bisogno e la necessità di cambiare, è quello il momento giusto. Il momento giusto perfetto non esiste. Capito? Che bella lezione di vita che una semplice canzone vi può dare. E, signori, è da riascoltare Caldo d'Africa di Smith il Collettivo. Chiara Angeletti, trovate tutto quanto sugli store digitali, semplicemente su YouTube e penso anche su Instagram scrivendo Smith il Collettivo, giusto? Smith Official, sì, mi trovate su tutti i social e su Spotify e ovviamente tutte le piattaforme digitali. Capito, ragazzi? Abbiamo trovato un nuovo piccolo tesoro musicale che vi era completamente sconosciuto se ascoltavate fino a ieri Radio Italia, Radio DJ, Dimensione Suono, eccetera, eccetera, che questi pezzi piccoli e dorati li lesinano ogni tanto, raramente, dipende quanto paghi. Smith il Collettivo! Grazie a Chiara Angeletti, buona musica, ti teniamo d'occhio, anzi d'orecchio. Grazie Sammy, grazie a Radio Libertà. Ciao, ciao, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbis, non sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, la nostra confezione di Natale, che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, come si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice: cavolo, chi ha avuto quest'idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro. È meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è 3 specialità gastronomiche, insomma, 59 euro, chiamate 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Non credo più alle favole, tutto è molto semplice.
complice, lo senti questo fuoco addosso, la vita è proprio qui, adesso, tra me e te, qui, tra me e te. Sai, non vivo più il domani, ho tutto adesso tra le mani, sono sveglia, non è un sogno, sbaglio e pago con orgoglio, adesso è l'ora, l'ora è adesso, questo cielo siamo noi, maledettamente noi, nel silenzio tra le stelle siamo noi, questo cielo su di noi, solamente per noi due, un attimo soltanto per morire poi, questo cielo siamo noi, sì noi nel blu. Adesso non so cosa dire, sono ferme le parole, serve il vento per volare, serve un vento spaccacuore che non fa rumore, no, non fa rumore. Questo cielo siamo noi, maledettamente noi, nel silenzio tra le stelle siamo noi, questo cielo su di noi, solamente per noi due, un attimo soltanto per morire poi, questo cielo siamo noi, sì noi nel blu. Questo cielo siamo noi, maledettamente noi, nel silenzio tra le stelle siamo noi, questo cielo su di noi, solamente per noi due, un attimo soltanto per morire poi, questo cielo siamo noi, sì noi nel blu. La sua musica è intrisa di tanta passione per il jazz, il blues, il soul, la bossa nova, ma anche sonorità anni 80. Si chiama Roxy B, Roxy con la Y. Questo pezzo Siamo Noi è uno dei tanti che trovate facilmente su YouTube scrivendo Roxy B. Abruzzese, naturalizzata milanese, voce ruvida e sensuale che si fa interprete di un pop sofisticato con le sonorità che ci piacciono molto, appunto quelle anni 80. Martedì prossimo arriva da noi nei nostri studi, visto che è di Milano. Roxy B, Siamo Noi, ci ha portato alle 11:36 minuti primi con il buon mattino rinnovato, la voce di Sammy Varin su Radio Libertà. Parliamo di trasporto pubblico, signori. Parliamo di trasporto pubblico regionale in Umbria, ma un problemino che potrebbe anche accadere in altre zone d'Italia. Grazie per essere con noi al segretario regionale di Faisal Cisal Umbria, Cristian Di Gerolamo. Buongiorno Cristian. Buongiorno Sammy, buongiorno. Grazie a voi per l'opportunità che ci date per esporre le problematiche di questo settore che sembrano banali, ma poi dopo dietro c'è tutto un lavoro complesso di normative. Cavolo, e soprattutto dietro ci siamo noi e ci sono le persone che devono spostarsi e che possono avere anche problematiche. Parliamo appunto di trasporto pubblico regionale e della futura gara d'appalto con l'obiettivo di suddividere il territorio in 4 lotti. Parliamo dell'Umbria, attenzione, ma sono problematiche che potrebbero accadere anche da voi. Dividere
il territorio in 4 lotti è una strategia prevista dalla legge, ma che apre numerosi interrogativi sul fronte occupazionale, ad esempio, e magari non soltanto. E chiediamo proprio a Cristian Di Gerolamo della Faisa Cisal di spiegare di che cosa si tratta e perché è importante muoversi con cautela quando si fanno questi cambiamenti. Cristian. Certo, assolutamente. Allora, innanzitutto qui in Umbria è un processo che è cominciato da alcuni anni. Purtroppo la legge parla chiaro, il trasporto pubblico locale, come accade in alcuni territori, io parlo a livello generale in Italia, può essere affidato in affidamento a delle società pubbliche e quello si chiama affidamento in house. E chiaramente lì è il pubblico che va a gestire tutta la situazione. E un'altra opportunità è il fatto che l'ente possa mettere a gara il trasporto pubblico locale. Che cosa significa? Significa che viene gestito da aziende private. Ad oggi la norma purtroppo per questioni di leggi europee prevede che come ad esempio come sta succedendo in Umbria, possa essere diviso in 4 lotti. Attualmente c'è un gestore solo, unico in Umbria, però è chiaro che dare in un contesto come quello umbro in gestione del trasporto pubblico locale a 4 vettori differenti può creare delle difficoltà, sia a livello di copertura del servizio stesso, che soprattutto a livello occupazionale. Perché? Perché in Umbria non abbiamo un trasporto lineare, nel senso che cosa significa? Significa che abbiamo una grossa riduzione nei periodi non scolastici e grazie all'azienda unica si riesce ad utilizzare in maniera totale tutti i lavoratori nei vari settori, perché qui abbiamo la possibilità di svolgere il lavoro ad esempio sulle scale mobili, la mobilità alternativa, abbiamo la navigazione, abbiamo i treni, abbiamo gli autobus, abbiamo un mini metro a Perugia ad esempio. Quindi i lavoratori possiamo garantire ai lavoratori un trattamento economico full time per tutto l'anno. Se questa causa venisse meno, è chiaro che le nostre preoccupazioni sono relative all'occupazione. Ora magari è difficile farlo capire ai nostri radioascoltatori, però capite da voi che su una residenza dove ci sono dei turni lavoro che sono stagionali, a quel punto si potrebbe profilare che questi lavoratori sarebbero stagionali, quindi creiamo dei precari. Tenete presente che ad oggi un lavoratore di questo settore c'è anche una difficoltà a reperire la manodopera, perché un ragazzo che per prendere tutte le abilitazioni deve investire all'incirca 3.000 euro, si trova a svolgere questo lavoro per uno stipendio di intorno a 1.300 euro circa di media. Capite, magari su una città come Milano lo capisci anche tu, no Sammy, le difficoltà che si potrebbero incontrare. È minimo, e se li fai lavorare per pochi mesi l'anno, ragazzi, come si campa? Per lo più, con queste prerogative. Quindi noi è chiaro che ogni territorio poi ha le sue peculiarità, no? E quindi però la norma non garantisce questa situazione. Oltretutto la norma europea in merito di subappalti prevede fino a un massimo del 49,9% e capisci bene la giungla che ci potrebbe essere dietro. Insomma, anche perché questa è una norma, un decreto ministeriale che prevede tra l'altro la sicurezza, no? Anche di chi portiamo in giro, no? Studenti, lavoratori, clientela, anziani. Un'azienda che ha un numero di dipendenti inferiore ai 15 dipendenti
non è soggetto a dei controlli, diciamo, ad esempio l'alcol, il droga test, questa roba qua, sostanzialmente. Quindi lo capite da voi che purtroppo diciamo, si potrebbero verificare una situazione che assolutamente, cioè, noi vorremmo scongiurare, perché è pericolosissima. Chiaro, cosa chiedete? Quindi è un tavolo di confronto? Diciamo sì, si è aperto un tavolo, diciamo, questo processo è iniziato con la scorsa amministrazione regionale e siamo riusciti ad oggi a far inserire alla nuova amministrazione il vincolo di aggiudicabilità dei 4 lotti. Prima era vincolato solo a 2 lotti, cioè un vincitore poteva prendere massimo 2 lotti. Ad oggi questa cosa l'abbiamo scongiurata. Chiaramente è una gara, poi dopo ci saranno tutte le procedure e si vedrà quello che succede. Come sempre, quello che chiede meno vince, no? Chiaramente, ok? Certo. E il problema reale è quello che con i costi standard della vita, il caro vita di oggi, l'unica voce, diciamo, variabile sui costi, diciamo, del trasporto pubblico è sulla manodopera. Le altre cose sono uguali per tutti, le altre cose. E quindi questo ci preoccupa non poco, purtroppo. È minimo, e soprattutto anche nel caso di chi guida la manodopera, di chi ha in mano quel pullman, certo, di chi ha in mano quel mezzo pubblico. Certo. Ora, diciamo che in molti territori si tende ad associare le aziende cioè un vettore, diciamo, un bando di gara con un lotto più grande sicuramente attrae vettori più importanti. La legge prevede che ci sia contendibilità rispetto alle gare, nel senso ci deve essere competizione fra le aziende che si devono aggiudicare, quindi più ne fai più c'è competizione, no? Dai possibilità ai piccoli di partecipare rispetto a un vettore più grande, però è chiaro che vista dal lato dei lavoratori ognuno preferirebbe un vettore più importante, chiaramente, una sicurezza, diciamo, salariale, tutta una serie, senza diciamo denigrare nessuno, assolutamente non vogliamo. Noi non è che facciamo, noi vogliamo una stabilità per i lavoratori e che chiaramente che riusciamo a dare un servizio efficiente ai cittadini. Questo è il nostro, diciamo, obiettivo principale. Minimo, un servizio efficiente, aggiungo io anche sicuro per quanto possibile di questi tempi. È chiaro. Cristian Di Girolamo, segretario regionale FAISA CISAL Umbria. Cristian, per il momento ci fermiamo, ma naturalmente torneremo sull'argomento se hai altre segnalazioni che riguardano il tuo territorio. Noi siamo sempre a disposizione, ma poi abbiamo anche testimonianze, se volete, anche in altri territori. In Veneto stanno facendo la stessa cosa, anche in Emilia ci sarà un processo, in Emilia Romagna nei prossimi anni. Questa purtroppo è un'evoluzione che diciamo fino a poco tempo fa non esisteva, ma che adesso siamo in Europa, ci dobbiamo adeguare agli altri, chiaramente. Nel bene o nel male, certo. Ho sentito ci sono delle difficoltà anche a Genova. Quindi ecco, è di ordine pubblico, è un argomento molto, diciamo, molto sentito. Che ne sentirete parlare anche nella vostra zona, cari ascoltatori. Grazie Cristian, buon lavoro, restiamo in contatto. Grazie, buongiorno. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Che poi sai, soprattutto il fronte sicurezza, a chi va in mano il pullman che prendete ogni giorno? A volte vengono i brividi vedendo alcune scene. Abbiamo visto dei disastri di chi guidava con in mano il telefonino e ha portato il pullman ad ammazzare qualcun altro a bordo. Sono le 11.46, sì signori, gli appuntamenti da non scordare targati Lega, roba buona, roba sana, soprattutto sotto elezioni, ma attenzione, poi a mezzogiorno parleremo di roba molto buona, perché oggi è mercoledì e ci sarà È tutto magna magna, con le feste, le sagre dai territori. Intanto Riccardo Molinari, questo giovedì, domani 13 novembre, ore 20, incontro pubblico
con il segretario della Lega Piemonte e presidente del gruppo Lega alla Camera dei Deputati. Riccardo Molinari sarà a Spresiano, in provincia di Treviso, presso l'Odissea Farm City, ore 20. Chiaramente si parla di campagna elettorale perché si vota anche in Veneto, una bellissima idea incrociare Riccardo Molinari e me lo salutate. Giulio Centemero invece vi presenta Educazione finanziaria, un bene per tutti. Il deputato capogruppo della Lega in Commissione Finanze sarà presente a questo tavolo organizzato dalla Lega Giovani giovedì 20 novembre alle ore 20 presso il CAM di Corso Garibaldi 27 a Milano. Si parla di economia, ma economia comprensibile a tutti, con Giulio Centemero, 20 novembre, giovedì, quindi non questo il prossimo, ore 20 al CAM Garibaldi di Milano. Gli appuntamenti da non scordare sul territorio ci portano a parlare naturalmente di campagna elettorale. Domani, giovedì 13 novembre, a Salerno, Grand Hotel Salerno, arriva Matteo Salvini. Lungomare Clemente Tafuri, numero 1. Domani, giovedì 13 novembre, ore 18, a Salerno, Matteo Salvini con i candidati della Lega in Campania. Spargete la voce. Martedì prossimo 18 novembre alle 12.35 Musile di Piave, Venezia, presso il ristorante D'Aprio, arriva Vannacci. Il vice segretario federale della Lega Roberto Vannacci sarà con Silvia Susanna, una delle candidate alle elezioni regionali del Veneto. Martedì 18 novembre ore 12.30 Musile di Piave, Venezia, ristorante D'Aprio, arriva Roberto Vannacci, che sarà anche alle 17.30 sempre di martedì prossimo 18 novembre a Montecchio Maggiore, presso il Museo Civico delle Forze Armate 1914-1945 in via del Lavoro 66, con un'altra candidata della Lega alle elezioni regionali in Veneto, Milena Cecchetto. Roberto Vannacci, martedì prossimo 18 novembre, ore 17.30 a Montecchio Maggiore, Museo Civico delle Forze Armate. Alle 20.30 Vannacci arriva a Valdegamberi, a Isola della Scala. Con Valdegamberi a Isola della Scala, martedì prossimo 18 novembre, ore 20.30, Ente Fiera, via Parco del Riso, numero 1. Vedete come ci sono parecchi appuntamenti di quelli belli tosti che riguardano il Veneto. Oggi abbiamo ascoltato Luca Zaia questa mattina su queste frequenze, intervistato da Alessandra Mori. Se ve lo siete perso lo riascolterete sicuramente in replica nelle prossime ore e trovate l'intervista sul sito di Radio Libertà nella sezione podcast. Domani pomeriggio presentazione di un libro che si chiama Il militante ignoto. Interessante. Domani 13 novembre alle ore 18 alla Sala Convegni Hotel Plaza di Pescara. Saluti di Luigi Deramo, sottosegretario di Stato al MASAF, il coordinatore regionale della Lega Abruzzo Vincenzo D'Incecco. Tra gli intervenuti l'onorevole Domenico Furgiuele, autore del libro e vice capogruppo della Lega Camera dei Deputati, Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale Lega Abruzzo, Emanuele Evangelista, coordinatore provinciale Lega Pescara, Marco Di Giacomo, coordinatore cittadino Lega Pescara, Armando Fossi, vice coordinatore, e Ermo D'Astolfo, dirigente provinciale Lega Pescara. Se siete in zona, domani 13 novembre ore 18 si presenta il libro di Domenico Furgiuele, Il militante ignoto, storie, radici e valori di una passione politica autentica. Appuntamenti carini, devo dire, soprattutto per chi ha
questa passione di mangiare pane e politica per colazione. Siamo a Milano, domani giovedì 13 novembre, via Vespri Siciliani 12, dove c'è il punto Lega a Milano, arriva Emanuele Monti, presidente della 9ª Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia, responsabile nazionale sanità della Lega. Domani 13 novembre, ore 21, Milano, via Vespri Siciliani 12, arriva Emanuele Monti. Qualunque problema di sanità, e ce ne sono e come, direi che è il caso di non mancare. Allora, questo invece non è un appuntamento Lega, però ragazzi, cioè non posso non parlarne, anche perché me l'ha inviato Simona Scuri, che molti di voi conoscono per il suo amore e per la sua difesa quotidiana della lingua lombarda, del dialetto milanese non soltanto. Difesa quotidiana vuol dire che lei scrive e parla soltanto in dialetto, sappiatelo. Bene, questa è una cosa che non vi riguarda, voi che parlate un perfetto italiano, magari che avete fatto come me un corso di dizione e recitazione. Io l'ho fatto negli anni '80, ma adesso si usa farlo per fortuna, anche chi lavora in radio importanti magari impari l'italiano, sì, ma non ti dimentichi la lingua dei nostri genitori, dei nostri nonni, la lingua dei nostri cuori. Bene, per November in Lombard, il Teatro Popolare della Svizzera Italiana presenta Tama Piazza Tinsci. L'ho detta giusta? Domenica 16 novembre, signori, questa domenica alle ore 17 presso il piccolo Teatro Martesana di via Trieste 3 a Cassina de' Pecchi, Milano, a 2 passi da Monza ma anche da Milano. Signori, hanno tradotto in italiano direi che avete capito di cosa si tratta. No, non ci credo. Non l'avete capito? Ma dico, devo dirti tutto quanto. Non ci credo. Pretty Woman! Non la vedi la locandina? Pretty Woman doppiato in dialetto. 16 novembre, ore 17, Cassina de' Pecchi, via Trieste 3, piccolo cineteatro della Martesana. 4 euro. Direi che sono ben spesi. Un'emozione, direi, carinissima, grazie al Teatro Popolare della Svizzera Italiana. Interverrà il direttore del doppiaggio, e lo saluto caramente, un vecchissimo amico, vecchissimo tra virgolette, perché l'Ingiuvinot di Radio Padania, Ior Milano, e Simona Scuri, quella che difende il dialetto, la lingua lombarda. Piccolo Teatro Martesana, via Trieste 3, Cassina dei Pecchi, 4 euro soltanto per sentire Pretty Woman in dialetto. Robe belle, robe introvabili, che sono contento di inserire nelle mie trasmissioni, forse perché so benissimo quello che cercate, che ricercate ascoltando questa radio. Segnate giù tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Attenzione perché tra poco arriva anche il Magna Magna. Silvia Sardone vi aspetta venerdì 21 novembre, il prossimo alle 19:30, insieme a Giovanni Malanchini, consigliere regionale della Lega e membro del Comitato Europeo delle Regioni, Patrioti in Europa, le regioni al centro del cambiamento. Venerdì 21 novembre, ore 19:30, Silvia Sardone sarà al Palaspirà di via Sant'Antonio a Spirano in provincia di Bergamo. Cena offerta se vi prenotate. È il caso di farvi avanti? Contattate l'organizzazione. Palaspirà, Spirano Bergamo, venerdì 21 novembre, ore 19:30. Save the date. Questo è dialetto bergamasco. Olimpiadi invernali 2026, Giochi di Milano, Milano Futura. Milano si prepara a un appuntamento decisivo con le Olimpiadi invernali 2026
che rappresentano una sfida infrastrutturale, sportiva, identitaria per la nostra città. Ne parleremo sabato 22 novembre alle 10 al convegno Olimpiadi Invernali 2026 Giochi di Milano, che si terrà presso l'Acquario Civico di Milano in Viale Gadio 2, linea metropolitana 2, fermata Lanza. Tra gli interventi confermati, Attilio Fontana, Alessandro Morelli, Silvia Sardone, Massimiliano Romeo, Marco Riva, presidente del CONI Lombardia, e molti altri. Segnate giù, 22 novembre, ore 10, Acquario Civico di Milano. Si parla di Olimpiadi e naturalmente di tutto quello che nascerà intorno alle Olimpiadi. Appuntamenti da non scordare targati Lega li trovate sul sito legaonline.it, ma anche qui dentro nelle trasmissioni di Sammy Varin. Questo venerdì 14 novembre alle 18 all'Holiday Inn di Torino, via Massaua 21, la presentazione dei dipartimenti Lega Piemonte con Elena Maccanti, Roberto Simonetti, Armando Siri, Riccardo Molinari e tutti i capi dipartimento del Piemonte. Oggi è il 12? Eh sì, allora è 12. Oggi c'è Roberto Vannacci a Benevento, signori, con i candidati della Lega, Luigi Barone, Teresa Ciarlo, Giampiero Zinzi, segretario regionale della Lega. Oggi a Benevento Roberto Vannacci. Aspetta un po' che ce n'è ancora, Certo, questo era di ieri, no, perché poi mi sento in colpa perché ne lascio indietro qualcuno e non è giusto, ci sono anche delle cose carinissime, importantissime, ma non si riesce veramente a dirle tutte quante. No, dai, forse le ho dette tutte? No, sicuramente ho lasciato indietro qualcosa. Mi rifarò nella prossima puntata di Potere al Popolo. Adesso ci fermiamo, c'è la pausa, ma attenzione, oggi piatto ricco micifico, prima di È tutto magna magna, a mezzogiorno, tra pochi secondi, vi trasmetteremo un reportage in Milano. Milano non è soltanto furto, violenza, insicurezza, ogni tanto qualcosa di buono si trova ancora. Il collega giornalista Claudio Bernieri è andato, ha girato tra Piazza San Babila e Corso Vittorio Emanuele, dove spesso e volentieri cantano artisti di strada, che sono poi quelli che spesso e volentieri vi trasmetto su queste frequenze ogni mezz'ora. Bene, Claudio Bernieri ha intervistato un artista di strada in carrozzina che fa della sua musica un invito a tutti quanti a non mollare, a non arrendersi, qualunque sia la vostra condizione. Non bisogna fermarsi, bisogna uscire dalla vostra casa. È un invito bellissimo che vi trasmettiamo tra qualche istante come intermezzo. Sai, un tempo c'erano i fuori programma, di solito erano i cartoni animati, adesso vi trasmettiamo questo servizio che dura una decina di minuti, dopodiché chiaramente arriva È tutto